Dopo, da quando che siamo gli altri in Europa, siccome ci volevamo discutere dei vostri skate, non pensate chi arriva da Roma, arriva tutti dall'Europa. In Europa che va il ministro non arriva più funzionari di Stato come prima. Io tutte le settimane, anche lunedì sarò in Europa. Tra l'altro lunedì sono a Lussemburgo e parleremo di quote latte, quindi del problema del latte, grave difficoltà, e parleremo anche del vino. Non è un momento facile perché i costi di produzione dell'agricoltura veneta e nazionale e i costi che è fuori mercato. Nel senso che da noi altri costa tanto perché si fa qualità, da noi altri costa tanto perché si rispetta la sicurezza del lavoro, da noi altri costa tanto perché la maternità è ancora 9 ore, da noi altri costa tanto perché l'inquinamento non vuole farlo in campagna. E in altre parti, non del mondo, dell'Europa, questo non è possibile. L'Europa vi ricorda che ha 27 stati e da quando rientrano i stati dell'ex Unione Sovietica, parlo della Romania, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, e lì è accaduto qualcosa che comunque non fa tornare i conti. E un operaio bulgaro ha 80 euro al mese ed è difficile fare battaglia sui mercati uno che ha 80 euro al mese. Tutti hanno diritto di crescere, ma anche tutti hanno diritto di vivere. Non è che possiamo chiudere noi altri e mandare in maiora ai nostri agricoltori passare spazio che altri. Questo è quello che andiamo a dire in Europa. E dopo questi 12 mesi è successa una roba, guardate non lo si è accorto, ma le è successa, lo diceva anche ieri Ormelle. Sapete che quando uno diventa ministro arriva su un'azienda, insomma, se va su un'azienda e ti porta tutti i dirigenti, e ti presenta un po' tutte le robe che ha. E arriva a spiegare che le mie forze di polizia, la capitaneria del porto, il ministro dell'agricoltura e anche il ministro della pesca, il corpo forestale dello Stato, tutta la forestale, il nucleo dei carabinieri per le frodi comunitarie, e quindi tutti questi carabinieri che vanno a controllare le pratiche, vanno a controllare, ad esempio i miei carabinieri a Scovà, tutto il giro delle assunzioni false al sud Italia, sai che assume il bracciante agricolo, solo che è un'azienda dell'Otrete che assume 250 dipendenti, e dopo c'è tutti la disoccupazione, e qui dobbiamo beccare in Calabria. E dopo alla fine l'ICQ, l'ispettorato controllo qualità, che le vecchie repressione frodi. E dicevo anche ieri sera che la prima settimana ho riunito i forestali e ho detto basta andare a correre a dire pensionati per i vigneti, occupatevi dei cinesi. E non è una battuta perché noi siamo stati bravi, dimostrando, primo, che se si fa i controlli si fa il sequestro. 174 tonnellate del pesce cinese adesso come pesce italiano. Signore, Pangasio è un pesce della Cina e del Vietnam che viene da acque dolci e viene spesso come filetti di sogliola. Pangasio. Vongole là, prendete come vongole veraci. Pesce ghiaccio, che lei tutte spinarole, Basile in Veneto,